Penso che abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili e immaginabili per mettere nelle condizioni degli operatori di lavorare. Guardate, per me la massima soddisfazione è sentire dire dagli operatori che cominciano ad avere prenotazioni. Dopodiché, se posso dirlo, magari qualcuno voleva chiederlo, c'è il tema delle frontiere. Cioè, guardate, i greci, insomma, pian piano li accompagniamo, sono partiti da state a casa, state un po' a casa, starete un po' a casa fino al 15 di luglio e continuando di questo passo i greci ci permetteranno di dire che anche loro si sono ravveduti. Il tema del turismo prioritario oggi tra quelli portati in conferenza stampa dal governatore. Soddisfazione per quello che è stato fatto in regione, ma urge un coordinamento più ampio, altrimenti... Quindi si creano i famosi corridoi, si creano le famose opportunità che poi sono delle vere e proprie sperequazioni a livello europeo. Poi se il turismo è libero per concezione, cioè pensare che i turisti possano solo muoversi secondo dei corridoi. Qualcuno mi dice, ma voi che sistemi utilizzate per i vostri turisti? Nessuno, noi abbiamo un sistema sanitario che funziona. Per il governatore gli assembramenti di questo fine settimana sono fisiologici, ma ammonisce sull'uso della mascherina. L'appello che faccio ai cittadini, avete visto, oggi abbiamo caricato 5 persone. È un dato onestamente, statisticamente insignificante avere 5 ricoveri in più. Però da un punto di vista umano e di prudenza che tutti noi vogliamo avere, dico che ci sono 5 persone che dopo giorni che non entravano più in ospedale sono state, oggi abbiamo il primo bilancio positivo, diciamo, post anti-lockdown. Quindi io dico, utilizzate i dispositivi.